Amici della bicicletta, bentornati nel mio canale. Oggi sono qui a casa mia perché vi voglio raccontare come preparerò le borse per affrontare la Veneto Grave. Oggi 14 aprile 2023, manca una settimana esatta per la partenza della Veneto Grave. Ci sono 3 percorsi, 720 km, 400 beach e 400 lake. Io e altri 2 miei amici, che non vi dico chi sono perché per scoprirlo dovete iscrivervi al canale e seguirmi nei prossimi video, abbiamo deciso di affrontare i 400 km lake, quindi verso il lago di Garda. E allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo passare 3 notti in tenda, dormiremo penso dove capiterà, quindi cosa portarsi dietro per un periodo come aprile, che sappiamo benissimo che potrebbe essere caldissimo come anche nebbia, pioggia, quindi bisogna essere un po' preparati. Oggi vi faccio vedere cosa mi porterò dietro. Tutto quello che vi farò vedere è una mia scelta personale in base alle mie caratteristiche, di come mi fa stare più tranquillo, di come mi fa affrontare meglio il viaggio, quindi non è detto che sia giusto per tutti voi, ma potrebbe essere sempre comunque uno spunto. Quindi non mi resta altro che iniziare a tirare fuori tutta la roba, farvi vedere e farvi vedere anche come preparerò la bicicletta, perché ho adottato un nuovo setup. Quindi iniziamo. Eccoci qua, ho preparato tutto il necessario per questi 3 giorni di Veneto Grave, 3 e mezzo a dire la verità, perché io partirò il venerdì pomeriggio e tornerò il lunedì. Niente, l'unica cosa che sto valutando se portarmi via è il fornelletto oppure lasciarlo a casa, perché molto probabilmente ci fermeremo strada facendo a speculare qualcosa. Comunque, ora vi faccio vedere un po' nel dettaglio cosa mi sto portando via. Eccoci qui ragazzi, allora partiamo da dove dormirò, la mia super tenda della Salewa, un 2 posti spettacolare, autoportante, telo esterno già allacciato alla camera interna, quindi anche in caso di pioggia si è sempre all'asciutto. Poi abbiamo la sua palleria, ovviamente, che adesso capirò se inserirla dentro a questa sacca oppure no, telo sotto per l'umidità, materassino spettacolare, questo materassino segnatevelo perché è comodissimo, cuscino, sacco a pelo della Decathlon, 15 gradi con un limite di 10, ma in caso di freddo mi sono preso questo bellissimo saccoletto che praticamente mi porterà a un limite del sacco a pelo di 2 gradi, perché questo qua è regolatore della temperatura e ti innalza la temperatura di 8 gradi, fantastico. Poi cosa abbiamo? Vabbè, qua abbiamo praticamente un po' di medicine, dentifricio, l'igiene personale, completo di carta igienica, ovviamente salviettine. Questo è un dolce pensiero che porterò a uno dei 2 miei amici che per la prima volta viene in Veneto e non sa cosa gli aspetta, quindi è giusto testarlo. Il mio amico ovviamente. Tazza che fa molto viaggio, poi appunto fornelletto che appunto valuteremo se portare via. Poi qua passiamo a cosa? Ai pantaloni antipioggia, giacca della POC antipioggia comodissima, ti fa anche da giubbino, ti tiene l'umidità molto ben ventilata, fantastica, ve la consiglio, andatela a guardare sul sito della POC. Dopo, cosa importantissima ragazzi è questo, cioè il kit di pronto soccorso, pesa niente ma è sempre meglio averlo dietro, ricordatevi, non costa niente. Poi cosa abbiamo qui? Pompetta, ok, kit riparazione come unitool, smagliacatena, vermicelli in caso di foratura del pneumatico, perché io viaggio in tubeless. Poi abbiamo maglia maniche lunghe della Scirocco, abbastanza leggerina devo dire la verità, che va bene in questi periodi qua. Antivento con manica lunga e senza maniche, adesso capirò quale portare via, penso opterò per quello senza maniche. Un piccolo asciugamano per si trova una fontanella per asciugarsi, ma mi dite ma che cavolo te ne fai, via, appunto non ci serve. Dopodiché un paio di mutande, maglietta maniche corte e un pantalone in caso si dovesse andare in giro alla sera da qualche parte, che insomma, che dire, almeno essere un minimo vestiti. Poi calzini termici, maglia termica in lana merinos e gambali per magari quelle giornate che potrebbe essere freddo. Piuttosto di soffrire preferisco portarmi via un po' di peso e stare più tranquillo.
Dopodiché cosa abbiamo? Giubbettino a carta rinfrangente perché è obbligatorio dal regolamento della Veneto Gravel, caschetto sempre, la mia fantastica GoPro che insomma dovrà documentare tutto il viaggio, fascia cardio, luci, power bank, occhiali, caricabatterie varie, il fantastico Garmin Explorer 2 che a breve vi farò una bella recensione sul mio canale, quindi non perdetevelo, pantaloncini che indosserò ovviamente quel giorno che partirò, guantino leggero e ovviamente la mitica maglia Venicycle che chi mi sta seguendo sui social sa già che abbiamo creato un gruppo di Venicycle Gravel in collaborazione con me, Fenice Bike, che insomma stiamo un po' raccontando quanti altri modi ci sono per viaggiare in bicicletta. Dove metterò tutta questa roba? Allora praticamente sacco a pelo e tenda li metterò su dei cage laterali alla bicicletta, mentre il resto metterò sulla sacca sottosella stupenda, questa qui trovata da Venicycle, e borsa manubrio, in modo da insomma stare più leggeri possibile e avere meno problemi di attriti collari, insomma essere più aerodinamici. Torniamo a noi, carichiamo tutto dentro le borse e poi andiamo a mettere sulla bicicletta. A dopo! Molto bene, siamo nel mio garage come potete vedere. Ora iniziamo a posizionare le borse e vediamo come esce la configurazione. Vado. Come avete visto ho appena finito di montare le borse, direi che il setup è perfetto. Manca una settimana alla Veneto Gravel, io domani vado a fare un giro di prova, mi farò questi 125 km con un po' di dislivello, così in modo da avere la possibilità di testarla sotto più punti di vista. Nel complesso mi sembra bene, forse l'unica cosa dovrò mettere la palleria della tenda all'interno della sacca della tenda, così da ridurre leggermente lo spazio e riuscire a stringere meglio l'accetto che la tiene su. Però dai, siamo soddisfatti. Io vi saluto, seguitemi per i prossimi video, iscrivetevi al canale e i prossimi video ovviamente saranno riguardanti la mia esperienza della mia prima Veneto Gravel. Ciao ragazzi!